in Italia, non certo in un centro abitato, ma bensì in una dolina a 2600 metri di quota. Ma cosa sono queste doline? Sono semplicemente appunto delle buche che hanno certe caratteristiche, buche quindi di una certa larghezza e di una certa profondità. Lo andiamo proprio a vedere. Questa è un'immagine scattata durante lo scarico appunto dei dati, in cui sono stati poi verificati il valore, appunto è stato verificato il valore di meno 48,3 gradi nella giornata del 27 dicembre del 2010. Ecco qua, questa quindi è la dolina, la vediamo, questo appunto è la dolina che si forma nell'altopiano, che si è formata nell'altopiano delle Pale di San Martino. Siamo a 2600 metri di quota. La profondità, come vediamo, è di ben 28 metri, quindi il fondo si trova a 2600 metri di quota, mentre il bordo si trova a 2650 metri di quota. Queste sono appunto le immagini che rappresentano la posizione dove ci troviamo, quindi sull'altopiano appunto delle Pale di San Martino, tra i 2500 e i 2600 metri di quota, quindi altopiano dalle caratteristiche classiche. Ecco qua, quindi emblematica queste immagini. Possiamo tornare invece con le immagini in studio, che rappresentano proprio le caratteristiche che devono avere queste doline per registrare queste temperature basse. Nel fondo ovviamente di questa dolina sono stati installati dei termometri, quindi l'area del lago è di 10,8 ettari, il perimetro proprio di questa dolina è di ben 1650 metri di lunghezza, quindi temperature veramente molto basse, meno 48 abbiamo detto è il record. Inoltre questo lago freddo appunto che interessa questa dolina è veramente limitato proprio alla superficie della dolina, mentre in superficie le temperature sono anche di 10-15 gradi, ma anche di 20 gradi superiori al fondo della dolina. Difatti in quella giornata il radiosondaggio di Udine registrava meno 16 gradi alla quota di 2500-2600 metri di quota, mentre in dolina si sono registrati meno 48 gradi, quindi 30 gradi di differenza. Ma adesso so che abbiamo in collegamento proprio Esattamente così, Davide, siamo in collegamento con Giampaolo Rizzonelli, responsabile del progetto Doline dell'associazione Meteo Triveneto. Buongiorno Rizzonelli. Buongiorno a voi e ai telespettatori e ringrazio per l'opportunità che ci viene offerta. Beh, effettivamente il fenomeno è talmente curioso che non possiamo che invocare e convocare anche voi per farci raccontare la vostra iniziativa, insomma. Sì, grazie. Infatti stavo vedendo adesso le immagini del filmato che ho girato nei giorni scorsi. Sì. Magari, visto che Davide dalla Libera ha già spiegato benissimo il fenomeno, magari vi spiego un attimo il nostro progetto e i soggetti che sono coinvolti. Certo. Allora, il progetto vede coinvolto Meteo Triveneto con l'ARPA Veneto, Centro Valanghe di Araba, con la quale abbiamo una convenzione, il CNR ISAC, l'ARPA Friuli Venezia Giulia, l'Unione Meteo Friuli Venezia Giulia e da quest'anno anche la provincia autonoma di Trento con Meteo Trentino. Allora abbiamo 46 siti monitorati che partono dai 4 metri di una dolina a Valle di Noghere vicino a Trieste per arrivare ai 2607 metri di Busa Fradusta, dove è stato registrato questo record di meno 48,3 che è il nuovo record italiano di temperatura minima assoluta e che comunque ci attendiamo anche che venga monitorato, essendo il primo anno che monitoriamo il sito di Busa Fradusta. Ricordo che il progetto era iniziato in maniera sperimentale nel 2007-2008 e con 35 siti monitorati. Già il primo anno di monitoraggi ufficiali 2008-2009 abbiamo registrato meno 43,8 a Busa di Manna, a 2546 metri, lì vicino a Busa Fradusta, che aveva battuto il precedente record italiano del 1929, registrato però ai 4.559 metri di Capanna Margherita sul Monte Rosa. Andando avanti con le rilevazioni sempre a Busa di Manna abbiamo rimigliorato il record passando a meno 47 il 18 dicembre del 2009, record che è stato battuto il 27 dicembre scorso appunto a Busa Fradusta. Rizzonelli, la interrompo perché le voglio fare una domanda sì, che ci interessa e incuriosisce anche il nostro team di meteorologia. Ma qual è la temperatura minima che è stata toccata sulle doline in pianura, non tanto in alta montagna?
In pianura abbiamo dati vicini ai meno 25 gradi in siti che vanno massimo a 300 metri. Io ho un sito qui a Levico Terme, non è uno dei più performanti perché non è proprio una dolina, ma siamo arrivati a meno 19. Però abbiamo altri siti interessanti posti a 1200 metri, quindi non parliamo di montagne alte 2600 metri, dove abbiamo raggiunto temperature di meno 38 gradi, quindi meno 38 gradi a 1200 metri. La cosa incredibile di queste doline appunto che riescono, appunto, se il gradiente termico verticale nella libera atmosfera sarebbe in salita di 0,6 gradi, salendo, le doline riescono ad abbattere, come mostra il video che state trasmettendo adesso, riescono ad abbattere anche la temperatura di 1 grado al metro scendendo. Quindi proprio diciamo anche un'emozione, no? Quando si scende. Assolutamente. Sì, bene, Rizzonelli, noi la ringraziamo per averci raccontato questa curiosa storia, ovviamente ci teniamo in contatto anche per altri collegamenti. Buon lavoro, alla prossima. Grazie ancora per l'opportunità. Di niente, ma ci mancherebbe, grazie a lei. Dunque ci fermiamo su questo argomento, ma andiamo a parlare della Tunisia, perché si è insediato sì il nuovo governo, ma le polemiche continuano a essere molto accese. Sì, infatti un leader dell'opposizione ha detto una frase abbastanza significativa: il dittatore non c'è più ma la dittatura rimane. L'ho detto perché insomma nel nuovo esecutivo ci sono ancora 8 ministri che fanno parte del partito dell'ex presidente